Eccoli qua che stanno arrivando. Segat mi conferma 30 minuti come avevo annunciato, eccoli qua, si stanno preparando, c'è tutta una coreografia, una preparazione perché Brusalaveccia non lascia niente a caso, microfoni a posto, radiomicrofoni, deve essere studiato, qua ci sono mesi e mesi di prove per coordinare una serie di personaggi che superano anche il centinaio in alcune situazioni, per cui non è una cosa semplice riuscire a coordinare tutto questo movimento. Nel momento in cui tutto il gruppo sarà preparativi, stanno arrivando, eccole qua che si stanno sistemando queste splendide figliole, è sempre un bel vedere, ci sarà chi leggerà ovviamente il testamento, tutta una serie di disposizioni precise e l'arrivo della Veccia. Buonasera, mi sono il vecchio Battiston e col mio triciclo sono svuota il pon. Sto anno, per un gesto di galanteria, ho a casa mia e Maria. Per tanti anni le sempre le vezze che ha brusato e loro vita, sono belle ancine novità. Anche perché questa forse per me è una liberazione, non solo una maledizione. Anche perché bisogna essere stati fra noi uomini, è sempre loro che rompi. Se niente combina le testiglia, dovete stare attento per tutta questa riga. Se poi ti sposta una roba e non te le domanda, ti può stare sicuro che ti ha sbagliato banda. Per non parlare di quando che per terra ti sporca, se le potesse, le impiraria il vedrio con una forca. Insomma, ste femmine, le sempre io rognare, mi è fin da pensare che non le abbia altro da fare.
Tra guardare Barbara D'Urso e la Venier non la pitè neanche per andare a poner. In cooperativa le compra per fini ovi pensando ne farne assaggiare gusti nuovi. Oh signor, hai fatto un sbaglio, perché anche la cooperativa San Felice è a Tantaglio. Altro che con i nuovi paroni le commesse per fare la festa non le carta più di buoni. Neanche il mercoledì sera qui, detto per lavorare anche il dopo mediodì e pensare che un po' di soci quasi per scherzetto gli aveva fatta nascere davanti al giardinetto. Ma dopo un po' di anni in piazza si spostava e per tutti quanti è una gran comodità. Spero ben che la continua a lavorare con amore, perché noi paesani e la cooperativa diamo assai il coro. Ma adesso, assieme per la mia bicicletta e del qua una carreghetta, perché questa sera sono qua con un'altra idea che in realtà demita la mia piacea. Volevo contare una storia a tutti i bambini e perché no, far tornare i grandi un po' piccinini. Ancino in briote passato lo ritornare, senza stasera di politica e di economia parlare. E allora, mi qua tutti i vicini bei voce, perché con la metà no, gran voce. Ditemi un po', voi sapete come era letta linea sesta o pensiero sia sempre stata questa? No? Quello piccinino non era così, l'era in cinde poveron e niente più. Non esisteva costumi e invenzioni, non ve n'era schepa tanta esibizione. Non ve n'era neanche il tempo a tutte queste robe qua, perché tutto il dì ti aveva da lavorare fuori del prato. Sì, cari mie bozze, la sera voleva sollevare le panocce. La televisione che sognava, ma solite del figlio che ti contenteva. E prima di andare a scuola, al giro con l'altra aveva da fare, e anche alla corsa per non restare a ritardare. Poi, quando a casa ti rivea, subito fuori ti mandea. Altro che riposino e merenda e ti diceva, metti il fieno in tenda. Quando poi in cibi grande tenia, una vita più bella te pensea. E se continuare a lavorare la terra non era tua intenzione, voleva pensare a qualche altra soluzione. Tanti per la Svizzera e Partisea, ma pensi che neanche una sapesse a che la si trovava. Che salutava a tutti e poteva riondare, che c'aveva la valigia e cartone e ti attaccava a camminare. Pensi, ai confini ti controllava per fin quel che ti pisceva. Là non ti puoi far dare la galletta, se no ti rispedi a casa col tuo libretto. Che ne era tanto di lavoro, ma non era mio tutto come loro. La vita bella non ti poteva fare perché in Italia ti aveva da mandare. Adesso però le cose pedo e luce all'orizzonte con gran fatica intravedo. Tutta l'Europa non le sapeva gran bene. Forse sarà meglio comprare un vedere e dare insieme assieme. E sì, che per i soliti, descheghine tanti, che si fa separare con tutti, meglio si tireria avanti. Par fin al Papa la dalle dimissioni. Se vede come viene la cassa integrazione. Adesso ai conclavi farà e chissà se il Papa nero gli eleggerà. Ma bianco o nero che sia, non cambierà il modo sull'Ave Maria. Scusate bozze, mi sono assacciato all'argomento, mi sono perso via per un momento. Intanto di mette la Svizzera al cioccolato, io arrivo tutto qua. Un po' che sarpisce, altri che taglia a cane e tira su foglie. Che saranno le mie strane voi? Voi bei, avete mai visto i lavori? O avevo piccaro i videogiochi di tutti i colori? Sarpir, non so neanche che lì. Forse il nuovo social network che voi pensate. E invece proprio questi le errori che te fea, per mettere il campo e fra tutte raccoglieva. Stelù, foglie, steak, le ha tutte i caretti. L'era lavoro da parte della brutta stagione, così mi sta e ne sul più buono.
altro che adesso che prano e sega e mi fertisce. Se va a camminare, te va a catare il basilisco. Al dire in cui, tac de pra con fallia cercata e con tacca nella sua lopa l'hai fatta. Non te puoi fidarti neanche di bucardona quertina e con tua morosa farti una sveltina. Potete sia corna viteretta a infilà e che in 4 e 48 è postata frega. Scusami bozzi, ogni tanto mi perde, allora arrivo qua la mia Maria che mi riprende. Tornò a quel che devo dire, a come che la vecchia nella sesta vuole farle capire. Aspetta, ah sì, parlo in sotto ah sì. Quando finalmente l'era finito il grum, l'era ora francine fum. Il parigien cine vin e napolentina e la sera il fassun cine festina. Il bozze così si godea a vedere la mia cardea. In tanti uomini con pochi di bicer a casa non era più niente. Dopo un po' di anni questa è una tradizione diventava e in piazza glielo portava. E i vostri nonni, di grande iniziativa, gli fanno avere tutta vestita, con tante testamenti che contea tutto quel che tenia succedea. Non aveva grandi parecchi, se no non avete dai pirecci. Lori, che con un po' di foveron, gli fece un gran festone. Così brucia la vecchia le partite. Dopo le mie una competizione sempre più agguerrita. Tutte le frazioni voleva partecipare e par fin da farra e arrivare a gareggiare. Era l'unico momento dell'anno che poteva fare vacanza. Il testamento che poteva dire tutto che ti pensava. Non ve n'era paura delle denunce e querele, il massimo non era un po' che lamentele. Anche la competizione era pisciana. Le solche adesso venivano venute per la tramontana. A proposito, una roba aveva Sammy dire qua, perché la mi fa star male dall'anno passato. Mi ha fatto tanto pensare a alcune reazioni, che se le continua così le fa morire sta tradizione. Brusa la vecchia, lei una sesta per ridere e scherzare, e non certo per rebecolare. I miei paesani l'anno passato se ne ha sentito, solo che perché il fuoco non è subito partito. Le bronze dei frontini hanno da operare, e anche per questo sono qua per ringraziare. Ma a parte gli scherzi e le battute e le abbiasse per queste robe qua, le robe gran brutte. Non si può far tante scenate per un po' di bronze robale. Va bene, ci passa la sera là, ma dopo morta là. E niente, dopo un anno il gruppo non è ancora digerito e in piazza non gli ho venerdì. Poi, per fortuna, io ho deciso di farla. Così anche per noi viene la garanzia in più di arrivare a bruciarla. Insomma, tra Morgana e Frontini non è una gran competizione, anche se solo che la Tiora divide le due frazioni. Riappacificarsi sarebbe tan bello, magari con una magnata e tre revighelli. Perché il nostro sindaco, per fare un cin de festin, deve andare delle Frontini. Sta manifestazione non la può dividere le frazioni, la dovrebbe portare allegria e non tutta questa antipatia. Scusate bocce, ma questa dovevo dirla, perché dopo un anno ero a finirla. I miei paesani, anche con la tribù a Sant'Antonio, gli è sempre in tensione, ma anche questo, per il giusto, alle belle manifestazioni. Durante l'anno seccata la battuta l'è sempre fatta, avrei vinto da passare, ma noi farò meglio sto qua. Se sulla Mara i suoi fermare hanno aperto e tocca fare. Sopra il suo bancone viene una bella cassetta per finanziare la sua ricetta e con l'ultima avrò un contributo anche a noi a Morgana la vecchia scoan. Adesso tu si bozze, avrei capito, perché era la vecchia fino all'altro giorno. Basta ciacole, non la devi fare annoiare. E allora guardi quell'altri che devo fare. Quando che avrà finito il lavoro, vedrai che capolavoro. Adesso, allora io adesso ci parlare della vita che sono dovuto fare.
Ormai quasi tutti a debiti, anche le banche non le ti dà più crediti. No, non una volta che il libretto segnea, qui che la bottega te doveva. Si domandava crediti per ancin di farina e poi te la riparea solche per avere la roba in cantina. Una volta un porsetto copea ed era con quel che tutti i debiti te pagava. Non si che pensava andare in ferie senza skate. All'estero, tutto all'estero per essere più bei. Mi sono stato a Cuba e ti dico io al bar, ma se ti controllo adesso il conto il mutuo io da pagare. Perfino il telefonini pagarate e magari partire alla fine del mese mai a patate. So che alla moda a tutti che interessa e per comprare le ultime novità è una gran pressa. Senza iPhone, tablet, computer si vergogna e piuttosto di non comprarli si mette alla gogna. Questo mondo ha tutta l'innovazione e noi con i vecchi ti dico che sono. Al dire in cui tutti in televisione devono andare e per arrivare che tutti sono disposti a fare. Se hanno giornate da comprare, sempre gli stessi che sanno parlare. Balotelli e la Fico, e lo che non io conosco. Ormai di loro savon la ossa e la tosse. Quasi la partoria dei giornali invece di andare in ospedale. E la storia del Belengo Sobel della metteria per cappello. Sono tutti convinti che questa sia la vita vera, ma invece sarebbe a fermarsi a pensare a come che la era. Ma sto anno, la televisione l'ha anche data, è un esempio di vita tutti cosati. Le Paralimpiadi le danno una lezione, gli stati più umili a fare un gran figurone. Intanto che la Pellegrini si monta a Magnin, le medaglie a portare a casa il nostro Oscar Pellegrini. A dicembre poi la vera da succedere, una roba che tutti fanno dire a credere. Al 21 però tutti si svegliano con la paura di qualche calamità. In Maya era che finisce il mondo, ma in era dell'uso del profondo. Alla grande si è sbagliato e sono ancora tutti qua. Se il manco il fosse finì, i problemi di circolazione di questa piazza non si avrebbe più. Allora ho visto confusione, gli ha fatto un petolone. Adesso si è a girare dal navigatore per farsi aiutare. La gente al suo pensiero deve parcheggiarla scomincia a tremare. Anche a quello del Pugnin non sa più che sanno chiamare, non sa dove che si può fermare senza farsi licenziare. Ma lei che non fa due parole su Morgana che è italiano, per fin la Giusy Genere è arrivata e Italia 1 non la sarebbe più tornata. Lei Iniesta per fare un spettacolino, ma la sa fermare 2 dì entro a Colin. E tra un bicchiere di vino e un po' di baccalà, del nostro sindaco Fursi la sarà innamorata. Per fortuna una bottiglia in testa è arrivata e la cotta che subito passava. E la casa chiusa del Morgan, violaria che la fosse aperta tutto il tempo dell'anno. Le femmine che era entro là, tutti le incantavano. Tirare come che le ha, la ottenesse come che le pensava. Tutti gli uomini gli fa la fila per rientrare e loro gli fa ben sperare. Solo che alla fine non le concedeva, ma loro sì che sgancea. Ma non sto a pensare che le femmine al dia in cui le sia la manco. Valigie rosse 50 sfumature gli ha per la testa, ma il vero sentimento è che resta. Gloria dare un più valore a quel che ognuno ha del coro. Per forza la buona le stressa se non sa più contentarsi di quel che gli ha. Anche una roba brutta a Morgana Capitale, che non sarà mai desmentegata. Forse qualcuno parlerà dell'elicottero che le casca. Mi invece, a parte questo, non dirò più, per rispetto degli uomini che non ve ne più. Prova. Tornando alla manifestazione, noi sto a messaggio a Lon Assar, che non vale la pena da affannarsi sempre per migliorare. So che tutti i gruppi in piazza gli offrono bella figura e costruiscono tutto con tanta cura.
ma non sto ancora a rischio di esagerare e voler a tutti i costi la tradizione cambiare. Per conto di partecipare tutti con tanta passione, ma senza smentigare da che rivon. Adesso è sempre più complicata la costruzione, perché che fa la differenza le i meccanismi e l'accensione. Sì, questo è bello della competizione, ma è lontana dalla vera tradizione. Adesso, per questo motivo, pian pian, pedalando, torna nel mio cortivo. Avete capito bene? Non sarò mica a fare il fuoco, ma sarà un cin diverso al nostro rogo. Adesso che i miei paesani, la mia e i cani a costruire, il mio compito qua alle finì. Sarà ella che brucerà, così anche a questo anno mi sono salvato. Tutto questo avevo voluto fare perché il passato per un attimo potessi tornare. A me non mi resta che salutarvi e tornare dalla mia vecchia Maria a scaldarmi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e adesso guardate la mela intanto che l'ardarà. Le coperte siamo qua subito. Lasciate facendo andare tutti giù a destra. Hanno in serbo ancora qualcosa gli amici di Morgan prima di lasciarci.
applauso agli amici di Morgan che veramente hanno dato il massimo in questo Brusa la Vecchia edizione 2013. Il messaggio che ha voluto portare in piazza è sicuramente molto chiaro. Diamoci una calmata, torniamo alle tradizioni di Brusa la Vecchia, sane e tranquille, senza portare tutto all'esasperazione. E complimenti a loro. Non è mancata ovviamente anche una parte di ironia per quanto è accaduto l'anno scorso, ma ci vuole, dicevo, il sale, il pepe e il prezzemolo di questa Brusa la Vecchia, di questa competizione. Complimenti ancora, un grosso applauso ancora mentre vi salutano.